Sull'argomento sicurezza, di cui si sente ultimamente molto parlare, alcuni mi chiedono quali sono le differenze tra la nostra proposta e quelle che magari sono in essere o sono state avanzate da altri negli anni passati. Beh, l'aspetto fondamentale è che la nostra proposta è una proposta organica. Tocca cioè tre macro argomenti. L'inviolabilità del domicilio all'articolo 14 della Costituzione, la legittima difesa all'articolo 52 del Codice Penale e la tutela delle forze dell'ordine e la loro operatività all'articolo 53 sempre del Codice Penale. Quindi tre firme a sostegno sui tre rispettivi articoli. Le differenze importanti in estrema sintesi sono che con la nostra proposta noi proponiamo che il reato di violazione del domicilio sia annoverato tra i reati contro la persona. Vogliamo elevare la legittima difesa a rango costituzionale. La proprietà privata per noi è sacra ed inviolabile, di conseguenza vogliamo elevare la difesa della propria casa, della propria abitazione a diritto costituzionale assoluto. Quindi, se tu entri a casa mia, la difesa con qualsiasi mezzo è sempre legittima. Vogliamo garantire scudo legale e reale capacità di reazione agli agenti delle forze dell'ordine. Inoltre, per come sono stati semplificati i testi sui tre articoli, andiamo a ridurre al massimo il margine di interpretabilità dell'organo giudicante. Concludo dicendo che sono a disposizione per informazioni, qualsiasi chiarimento, incontri privati e anche pubblici sul territorio della mia regione. Quindi un invito a cittadini, consiglieri comunali, assessori, sindaci. Se lo ritenete utile e opportuno, io sono a completa disposizione. Potete chiamarmi o scrivermi al numero 379 149 6688. Riporterò il numero anche sotto nel mio primo commento. Ricordo che non è una questione di schieramento politico, ma una questione di sicurezza che riguarda e coinvolge tutti noi.